posto dove stiamo andando non è per turisti. Non ci sono chiese barocche, anche se siamo a 20 minuti di treno dal centro di Roma. Centocelle. Questa borgata dal nome di prigione non ha monumenti, non ha cattedrali, non ha fontane. Non è un soggetto da cartolina, non ci sono giardini. Il Pincio è a pochi chilometri da qui, ma non si trova un albero da queste parti. Le giunchiglie esistono soltanto sulle targhe delle strade. Questo è un paesaggio di cemento ed asfalto, di polvere e di luce. Gli unici alberi di questa borgata sono i tralicci dell'alta tensione. Erba e fiori sono rimasti sepolti sotto i cumuli dei terrapieni e dei platani non resta che qualche troncone sterile e annerito con le radici ormai morte. Solo i bambini si sentono a casa loro, perché la loro casa è dovunque, bastano pochi sassi messi in fila. Sui marciapiedi i bambini giocano con le pietre come giocherebbero con le conchiglie in riva al mare. Rifanno per gioco il mestiere dei padri, costruiscono case. Questa è la cucina, quello il salotto, quell'altra la terrazza. Non è pittoresca Centocelle, è dura, grigia, un po' solitaria. E per questo piace ai poeti moderni. Il poeta di questa borgata è un pittore che si chiama Edolo Masci. I bambini che abbiamo visto sono i suoi personaggi. Le muraglie di cemento e i terrapieni polverosi sono gli sfondi dei suoi quadri. Nel grigio calce delle sue tele, nel segno duro delle sue figure, nel tono violento della sua luce, Edolo Masci cerca di fissare il segreto di questa città di Sadorna. Le cartoline che Centocelle non ha sono i suoi quadri e sono arrivati fino a New York, a Londra, a Parigi, sulle pagine dei giornali. Così Centocelle va a trovare nelle loro città di partenza i turisti che non l'hanno visitata. Va a portare fino laggiù le immagini della sua bellezza scabrosa. Sono spesso crudi ritagli di vita quotidiana, cronache di una poesia difficile da scoprire in questa borgata. Una donna vittima di un incidente. Una coppia di innamorati. Un albero che tenta di germogliare in un barattolo. Una processione. Oppure un bambino che con pochi segni di gesso e qualche tappo colorato sogna d'essere al Giro d'Italia. Ma sotto quei muri altissimi che intimoriscono i passanti, il pittore ha scoperto anche dei momenti sereni, delle immagini di grazia. La fragile danza delle bambine che saltano la corda. Le corse festose dei ragazzi sul campo di pallone. O la solitudine di uno charlot senza bombetta che passeggia sui marciapiedi sovrastato da una parete di cemento. Di giorno, prima che i grandi tornino dal lavoro, le finestre e le strade sono occupate dai ragazzi o dai venditori ambulanti. Perché la borgata in fondo non è una giungla d'asfalto. Nelle sue vie e sotto i suoi muri si agita un'umanità pittoresca, vociante, paesana. I ragazzi sognano le avventure degli eroi dei giornalini. Al mercato dei fumetti un Pecos Bill costa 10 lire, un Gordon Flash ne costa 15.
Anche al mercato dei grandi, in questa piazzetta che è il cuore rumoroso del quartiere, una fettuccia, un limone, un'alice o una stampella costano meno che a Roma. Ma è pericoloso venderle. È fra questa folla, in questo campiello che sembra una scena di teatro popolare, che il pittore viene a cercare colori ed immagini, come gli altri cercano mercanzie. Le ragazze vistose, che la sera tenteranno la fortuna nelle strade illuminate di Roma, si confondono alle massaie, intente alla quotidiana occupazione della spesa. E qui, davanti alla vetrina che offre mobili a rate, si accorgono di desiderare una casa come tante altre. Il mercato si scioglie, passano gli ultimi venditori e cominciano a tornare gli operai dai cantieri di Roma. Quando il giorno sta per finire, la gente s'aduna sul sagrato della chiesa, continuando così un'usanza paesana delle loro terre d'origine. Centocelle è per molti l'anticamera della capitale, le prime case che gli emigrati scoprono quando giungono a Roma dal sud in cerca di lavoro. Casupole di legno e lamiera che crescono una sull'altra, aggrappate alle case in muratura come se avessero paura d'essere respinte. Il pittore le ama perché vive proprio qui e perché qui torna la sera, dopo aver cercato di capire e di annotare i colori segreti della sua borgata. Centocelle non è un posto per turisti, ma ha i suoi poeti e i suoi innamorati, che si incontrano la sera, quando la grande città sembra ancora lontana e i colori violenti di Centocelle riposano nel silenzio della campagna.